prova. Si sente qua, si sente. E niente, qua è lo Faggia Noir podcast. Qua è tutto dal vivo. Stasera ma fa sta puntata, ma vedete se funziona sta cosa dello podcast qua. Io e quello grandissimo coglione figlio di puttana di Giovanni. Pizza a te. E niente, qua invitiamo cristiani che tenono uno stupezzo di cervello e parlano un poco delle cazze loro. Possono essere, capito, cose che pensano, cose che hanno scritto, cioè cazzo ne pensano della vita, tutte queste puttanate qua così, no? Tanto lo sappiamo che in televisione, in la radio normale qua, girano sempre queste puttanate croniche. E quindi è meglio che ne ritroviamo a fare le cazze nostre, che è meglio. Vuoi dirci una cosa tu, Giovanni? Non so, c'è una cosa... C'è co? No. Culo. Dice no. Vieni qua, torci qua, dimmi una cosa. Non ti muovi? Sapore. Diceva, poi ovviamente a chiunque può mandare una musichetta, un jingle, un messaggio, noi audio messaggio, queste cazzo di cose, noi cerchiamo e lo pubblichiamo senza problemi. Censure non ne stanno. E niente, mo faccio parlare un poco a Giovanni, che quello dà un poco stupido, avete a capire. E niente, hai detto tutte cose tu, non era che dicevo proprio io. Facciamo parlare cristiani e sentiamo. Poi come vedete cerchiamo che otteniamo segnalazione, capito, dei cristiani che vogliono venire dopo. Da pure capire che Giovanni, sente Giovanni, ti scendono veramente le cucchione in terra. Un'altra cosa che c'è da dire è che comunque in italiano ne potevo pure impegnare a parlare, ma può essere pure lo sindaco di Roma. Ci da venire qua con una cosa in dialetto da dire, insomma, non ci stanno cazze. E niente, stasera, quando è di stasera? Diceva, stasera facciamo la prima puntata e proviamo un po' come vai. Teniamo pure un ospite, pensate un poco. E verso 9 penso. Una cosa così. Dicere una cosa. Va. Di, c'è tiene da dire. Niente. Che solo ti dico che comunque sono a connettere sopra YouTube quando sentono, no? Frate mia. Ma sempre così tragico da essere? Da quant'anno che non raschi?